Piera Spano, Zo dell'Ode, e marcato in questa domanda che è sul centro storico Lodino. Io inocco proposare di idere sulla tradizione della scasatina lodina. Io dei cotes apertas lavoro sempre in questa scasatina. Mi piace vedere, mi piace fare vedere la tradizione lodina, mi piace fare vedere. E oggi posso guidare passo per passo sulla scasatina, conti anche una scasatina lodina. Okay? Partimos che si impasto di harina di pane, harina di semolato rimacinato, harina si lavora su pane normale. Aquí moso si impasto, diciamo che si impasto. Allora, mettiamo azedo di abba tiepida che sul lievito, ok? Lievito. Aquí moso solvere tutto sul lievito, che sia bene sciolto. E poi bannango a zeraba tiepida che si usale a zedesale bicchiere sempre che cominciamo in impasto. Ecco. Lavoriamo naturalmente che cariata bene esa pasta per la scasatina ha bisogno di riposare, non metta di lievitare. Anche su questa scasatina noi usiamo su casu fresco, lasciato imbischidare un paio di mesi e poi vrattato. Ecco, l'impasto è pronto, ok? Cosa prepariamo? A fare le spallinas. Le spallinas però anche un giorno casatina. Ecco, la formiamo due, più o meno di questa mannaria, poi la tradizione nostra viene a per un manna, a per un minore, e bene, io la so tutto un minore da per essere più carina, andiamo più bella. Una volta questa spallina è lasciata riposare, poi bisogna cuocere subito una casatina. Lasciata riposare la pallina, no? Cominciamo a fare la casatina, la pasta della casatina. Ecco. Mettiamo stunda. Poi la mannaia, poi un giorno io la sacco minorare, che se però che se prima. Per un giorno si piccare già giù invece di essere tutto come lo sapete. Allora, prima ho saponato che su caso è fresco ed è paio di mesi. Poi dopo paio di mesi l'ho macinato o vrattato. Poi bisogna usare macchina, la chiamo a macchina, se no prima si usa la tesorata a caso. Ecco, questo è il pane della casatina. Ok? Poi poniamo su caso, trattato. Ecco, fresco. Ok? Ecco. Cosa si usa oggi? Questa casatina all'orina. Si picca già pasta, si picca come a pizzicotto. Si pone attaccata qui su un cantello di pane, di caso. Ecco, vedi. Questo orlo serve per mantenere sul resto del stato caso che vi devo fare con le dittese. Come in occhio io si caprenare del caso. Naturalmente quando si surro comincia a
a ingrandire su, a offrire e mettere su caso, però dopo a farla in quantità, senza, se no non senza esagerare, che se no non si tutta fuori in il surro. Il surro è una cosa delicatissima che se si brutta poi. Eccola qua, questa è la casatina. Noi la sacchiamo, se lo vedete questa casatina, senza altri ingredienti. Poi magari a famiglia sa, non c'è una bighetta da sclipare. Comunque sa l'udina tradizionale e scusa. Comandamos a questa casatina che abbiamo preparato. Prima puliamo il surro. Andiamo a piccare la casatina che abbiamo preparato prima. Eccola qua. Mettete su le lucche per poter vedere quando è pronta. Naturalmente si sposta, si gira, si sposta questa casatina per non dare proprio la cottura in tuttue. Come ho finito, e come l'assaggio di questa casatina. Eccola qua. La secchiamo. E assaggiamo. Come sono due invitati, se no che non ha supare il sole questa casatina. Naturalmente la verità, Ecco, io assaggiamo, Prego. Buona. Buona? Lodina,